Euroregione News. Teatro di tutti per tutti. Presentazione delle stagioni associate del Teatro di Codroipo e l'Auditorium di Lestizza, con l'assessore alla cultura di Codroipo Tiziana Cividini, il consigliere di Lestizza Ilario Marangone, lo sponsor principale BCC di Basiliano con Ranieri Fioritto e il direttore dell'ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, Renato Giuseppe Manzoni, al quale ho chiesto come fanno tornare i conti con spettacoli di prima grandezza anche in teatri dei piccoli centri. Noi abbiamo il 90% di occupazione nei posti nei nostri 21 teatri, conti che si copre con i teatri pieni si copre il 50% dei costi, e se andiamo ai costi generali si copre il 35-40, quindi è necessario il contributo della Regione, che in questa Regione è sensibile per tutti gli enti, e del Ministero. Gestiamo 21 stagioni teatrali in Regione, più un'attività in un'ottantina di comuni per teatro scuola. Sabbie Mobili, uno spettacolo di artisti associati con Ciuffoli, Piso e Nino Formicola, aprirà diverse delle nostre stagioni. Poi in Regione avremo dei musical come La febbre del sabato sera, avremo comici come Giacobazzi, o qui spettacoli anche più impegnati come Numero Primo con Paolini. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.